Domenica 10 aprile il campionato provinciale padovano Under 18 femminile, trofeo Generino Frigo, ha avuto il suo epilogo presso la tensostruttura dei ragazzinisti di Padova con la sfida tra pool volley e Amat micromeccanica. Poco prima, nella vicina palestra Barion dell'Arcella, si è giocata la finale per il terzo e quarto posto tra il pool Patavium Nero e il volley Fratte, terminata con la vittoria per 3-1 del pool Patavium, che accede così alla fase regionale. Il quarto posto lascia un po' di delusione, ma l'allenatore del Fratte vede un futuro roseo per il settore giovanile della società. In termini proprio di espressione, di risultato, è un quarto posto, però quello che abbiamo visto quest'anno è una crescita su tutti i livelli giovanili. Appunto abbiamo un 14 che ha vinto il suo titolo provinciale, un 16 che comunque è arrivato a giocarsi ancora alle semifinali e poi è arrivato un altro quarto posto. Un quarto posto con il 18 vuol dire che comunque si è arrivati fino in fondo su tutti i campionati. Diciamo che però al di là del risultato quello che ci interessa è andare a valorizzare il nostro giovanile in un'ottica di inserimento in prima squadra. Adesso abbiamo ancora alcune partite da disputare con la B2, pensando appunto di poter inserire qualcuna delle nostre giovani. Ci siamo giocati un campionato di Serie D a salvezza quasi acquisita, appunto con una squadra esclusivamente Under 18. Diciamo sì, si va a guardare esclusivamente in quest'ottica. Un atleta del pool Patavium ci spiega l'importanza del risultato raggiunto. Siamo ragazze provenienti da diverse squadre che all'inizio hanno fatto un po' fatica ad amalgamarsi, però dopo, aiutandoci a vicenda, facendo squadra, siamo riuscite ad ottenere buoni risultati e ai quali arrivare fino alle regionali. Adesso alle regionali dobbiamo dare il nostro meglio e far vedere quello che possiamo fare, perché individualmente siamo molto forti, dobbiamo riuscire a compattarci e dare il nostro meglio tutte insieme. La finalissima vedeva l'avvio perentorio dell'Amat micromeccanica che sorprendeva il pool volley, ma le esperte atlete di Ponte Longo riuscivano ad arginare l'aggressività delle avversarie, le raggiungevano e andavano a vincere il primo parziale per 25-22, gestendo con lucidità i punti determinanti. Nel secondo e terzo set, la supremazia tecnica del pool volley lasciava poche speranze alle patavine, che erano costrette alla resa. Il 3-0 finale sanciva la netta vittoria del team di Ponte Longo. L'allenatore delle vice campionesse ci parla del futuro del Volley Project e degli aspetti da migliorare. Il Volley Project è un progetto che è iniziato quest'anno, che ha già dato degli ottimi frutti in quanto siamo riusciti a vincere il titolo provinciale Under 16 e per un po' siamo riusciti anche a giocarci la finale Under 18 contro una squadra che obiettivamente è risultata più forte di noi. Naturalmente il progetto non si ferma qua, questo è il primo anno, è l'inizio. In prospettiva cercheremo di strutturare i gruppi in modo da avere completezza in tutti i giovanili, sempre mantenendo una qualità alta. Il fondamentale che è mancato di più questa sera probabilmente è l'esperienza, nel senso che la nostra squadra molto giovane non è attrezzata per competere per una partita intera contro una formazione come quella, la vincitrice, che gioca in Serie C. Questa probabilmente è stata la cosa che ha determinato il risultato finale. Il presidente del pool volley guarda con fiducia la crescita delle giovani del vivaio. Diciamo che dopo 10 anni abbiamo ripetuto gli stessi risultati. Diciamo 10 anni fa sono state delle grandi soddisfazioni perché abbiamo vinto un campionato regionale e ci siamo riusciti dopo 10 anni. Questo gruppo è arrivato in finale per 3 volte, Under 18, Under 16, Under 14, cioè diciamo che è un gruppo che è nato bene e ha, diciamo così, raggiunto l'obiettivo di fare 3 finali provinciali, una finale regionale vinta e quindi anche un campionato nazionale. Ci siamo ripetuti 10 anni fa, spero che nei prossimi 10 anni rinasca un gruppo di questo tipo per poter affrontare queste nuove sfide. È chiaro che per noi è molto difficile perché abbiamo un territorio, diciamo, vasto ma con poche presenze, diciamo così, di giocatori di buon livello. Quali difficoltà avete incontrato per arrivare a questa finale? La difficoltà maggiore per approdare a questa finale Under 18 è di riuscire ad arrivarci con tutte le ragazze a posto fisicamente e mentalmente. Considerato che questa squadra partecipa anche al campionato di Serie C femminile e sono le stesse ragazze, per cui il lavoro più difficile era proprio riuscire a mantenerle
costantemente impegnate sia in una categoria che nell'altra. Il campionato è stato abbastanza semplice, poi nel girone di eccellenza abbiamo trovato qualche difficoltà. Diciamo che le maggiori sono state in semifinale e qui in finale. Sapevamo che era una partita difficile perché la squadra avversaria comunque è molto tosta, noi però ce l'abbiamo messa tutta e volevamo vincere questo titolo e ce l'abbiamo fatta. Le società padovane riusciranno a mantenere questo buon livello tecnico nei prossimi anni? Sicuramente oggi abbiamo visto una pallavolo d'elite, una pallavolo con un grande futuro. Le leve dietro dicono che siamo ancora a una provincia molto positiva. Il lavoro dei tecnici, tu lo sai meglio di me, c'è. Quindi io sono convinto che continuerà un futuro roseo per la pallavolo padovana. Noi abbiamo bisogno di tornare ad avere una squadra a livelli altissimi perché penso che la città di Padova la meriti veramente per il movimento pallavolistico che c'è. E tutti noi condividiamo.